Buongiorno Enrico, Buongiorno Paolo. le chiedo cortesemente di presentarsi, chi è, che ruolo svolge, in quale azienda. Allora, mi chiamo Arrigo Barion, svolgo il ruolo di direttore generale in Andrighetti Legnami. Grazie. Enrico, lei è qui perché la sua azienda partecipa al progetto Job Week Veneto promosso da Union Camere Veneto con le Camere provinciali e con il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. Quali sono i job, le attività che avete in mente da proporre a un laureato o a una laureata under 30? Quindi job title, attività svolte, conoscenze richieste e skill richieste. Prego. Allora, in questo momento la figura che stiamo ricercando prevalentemente, pur in un organico in forte sviluppo come quello di Andrighetti Legnami, insomma, soprattutto negli ultimi 2 anni, insomma, stiamo avendo un forte incremento di personale, è la figura di IT manager. Quindi stiamo cercando una persona che si occupi essenzialmente del coordinamento delle funzioni operations e logistica con finance e vendite dal punto di vista appunto dei software, per poi migliorare anche i processi logistico-produttivi e informativi, quindi i flussi informativi all'interno dell'azienda, integrare e sviluppare il nuovo ERP aziendale con i VMS e con i MES, che appunto sono due nuovi applicativi rispetto all'ERP esistente, e poi sviluppare e proporre anche soluzioni innovative nell'ambito del 4.0. Infatti uno degli obiettivi di Andrighetti Legnami nel breve termine è di diventare una Smart Factory 4.0 del legno. Molto bene, Enrico. Quindi intuisco che la provenienza disciplinare delle persone che avete in mente è una provenienza scientifica, ingegneristica e forse economica. Sì, prevalentemente informatica, cioè, o meglio, ingegneristica, bene informatica, ovviamente che abbiano una forte connotazione, buone conoscenze delle operations, insomma, cioè che capiscano come si strutturano i flussi, i processi, perché ecco, il progetto che in questo momento stiamo mettendo a terra è proprio lo sviluppo della Smart Factory e questo richiede tutta una serie di tools informatici per cui ovviamente stiamo andando a ricercare questa figura. Grazie. E in termini di conoscenza delle lingue o di abilità relazionali, ci sono dei desiderata che gradite vedere in chi si candiderà? Allora, sicuramente la conoscenza dell'inglese è un prerequisito, pur se a livello intermedio, perché comunque non ha bisogno di un'interfaccia diretta con un cliente, però è chiaro che trattandosi di informatica, insomma, dovrebbe avere almeno un livello intermedio della lingua, una conoscenza intermedia della lingua inglese. E conoscenze informatiche, ovviamente importanti, linguaggi principali di programmazione. Poi per noi è veramente importante il fatto che ecco, quello che oggi caratterizza Andrighetti, diciamo, rispetto quello che noi vogliamo che caratterizzi Andrighetti è che le persone all'interno abbiano un forte allineamento valoriale su quelli che sono i valori di base di Andrighetti Legnami. Per cui ecco, questi sono 3 prerequisiti che riterrei molto importanti, insomma, per lavorare con noi. Non ultimo l'allineamento valoriale con il personale che già c'è all'interno E dell'azienda. questo allineamento valoriale su che cosa su quali valori dovrebbe essere incentrato? Si basa prevalentemente sui valori della sostenibilità, del rispetto, della responsabilità, della condivisione delle conoscenze, quindi non si lavora come isole, ma si lavora tutti quanti insieme, e poi la curiosità è fondamentale, quindi chi non è curioso non sta bene in questa azienda. Bene, quindi insomma una persona che interpreti la sostenibilità in modo adeguato, che sia disponibile a lavorare in team, condividendo anche le proprie conoscenze e a rispettare insomma le altre persone e da certi punti di vista anche i ruoli. Bene, abbiamo evocato che Andrighetti lavora nel mondo del legno e ci dica qualcosa in più, cosa fate concretamente e che dimensione ha l'azienda, così da avere il contesto organizzativo dentro il quale la persona si inserirà. Allora, noi produciamo componenti e semilavorati per l'industria del legno.
ovvero noi facciamo un bene intermedio, produciamo un bene intermedio che poi viene incorporato nel mobile, nella finestra, nella porta. Diciamo che serviamo diversi settori. Noi produciamo, facciamo taglio e piallatura, quindi produciamo la componente. E l'azienda oggi ha una dimensione di fatturiamo circa 15 milioni di euro e siamo circa un 35 dipendenti, siamo attorno alle 35 persone, ma contiamo di arrivare a essere più di 50 entro 12 mesi e con un fatturato ogni anno cresciamo circa del 30%, insomma, per cui abbiamo degli obiettivi anche abbastanza ambiziosi. Lavoriamo prevalentemente su mercati esteri, nel senso che produciamo in Italia, abbiamo anche una società, una consociata croata, che si occupa delle prime lavorazioni, poi le lavorazioni più importanti le facciamo comunque in Andrighetti Legnami, quindi facciamo essiccazione, taglio e piallatura in Andrighetti Legnami. I mercati di riferimento sono principalmente Nord Europa, quindi facciamo circa un 60% di export, UK e Olanda sono i nostri mercati principali. Grazie Arrigo per le precisazioni. E la sede in Italia dov'è? Siamo a Sant'Angelo di Piove di Sacco, a una ventina di minuti da Padova. Bene, e un paio di buoni motivi affinché una persona, alla luce del job che lei propone, dica: io voglio portare i miei investimenti formativi, la mia intelligenza e le mie skill relazionali proprio da Arrigo Barion in Andrighetti Legnami. Ma io credo che ce ne sono due fondamentali. Allora, la prima è comunque l'ambiente di lavoro. Qua c'è un ambiente molto amichevole, tutti si lavora per l'obiettivo, ma si lavora insieme per l'obiettivo. Quindi c'è un ambiente da un lato rilassato, ma con comunque una tensione verso gli obiettivi. E questo credo sia un ambiente anche in cui sia facile imparare e condividere conoscenza. L'altro punto è che comunque in tutto questo progetto iniziale, penso per questa figura nello specifico, si viene affiancati da un pool di ingegneri e consulenti informatici, quindi non si è lasciati. Oggi è un know-how che non è presente in azienda, ma verrà appunto trasferito attraverso queste consulenze di buon livello, di alto livello, che comunque vanno poi ad accompagnare la persona a crearsi poi un know-how su questi temi, nello specifico poi per l'industria del legno, ma chiaramente sotto una componente IT. Per cui questi penso che siano i due aspetti che oggi possono essere i punti forti di questa job. Insomma. Bene, quindi sono questi i due elementi chiave che rendono attrattiva la sua azienda per questo job. La ringrazio per il tempo che ci ha dedicato per questa conversazione, per aver partecipato al progetto e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro.